Buon pomeriggio, benvenuti a Salute e Prevenzione. Intanto un ringraziamento ai tanti che ci seguono. Anche oggi parliamo di medicina in diretta. Oggi parleremo di riabilitazione dei soggetti con cerebrolesione. Lo facciamo con Claudio Trombetti. Dottor Trombetti, un gradito ritorno, che è il direttore sanitario della clinica Madonna della Catena degli ospedali I Greco riuniti, e poi con la dottoressa Francesca Guido, medico rianimatore, sempre della struttura clinica Madonna della Catena I Greco ospedali riuniti. Buon pomeriggio e benvenuti. Parliamo appunto di cerebrolesioni acquisite e chiediamo subito, per entrare nell'argomento, alla dottoressa Guido cos'è una grave cerebrolesione acquisita. Buonasera, una grave cerebrolesione acquisita è un danno cerebrale importante che ha determinato uno stato di coma più o meno prolungato, ma sicuramente non inferiore alle 24 ore, e menomazioni sensomotorie e cognitivo-comportamentali che hanno causato una grave disabilità. Quali sono le cause che hanno determinato la lesione cerebrale? I traumi, innanzitutto, traumi cranioencefalici, quindi incidenti della strada, ma anche incidenti domestici, gli accidenti cerebrovascolari acuti, gli ictus, emorragici, ischemici, i danni anossici post-arresto cardiocircolatorio o anche post-annegamento, e in misura minore eventi infettivi cerebrali e intossicazioni. Volendo farle proprio una fotografia della nostra realtà e del nostro reparto, un reparto che accoglie i pazienti gravi cerebrolesi, allo stato attuale il nostro reparto comprende 18 postiletti. I nostri postiletti sono tutti occupati da che pazienti? Abbiamo 2 pazienti con esiti con cerebrolesi da trauma cranioencefalico, un paziente cerebroleso da intossicazione da litio e 15 pazienti cerebrolesi da lesioni, da eventi acuti cerebrali o emorragici o ischemici. Quindi 15 persone. C'è subito una telefonata, ne approfitto. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Salve. Può porre le domande Buongiorno, ai nostri... io mi chiamo Alfieri e chiamo da Rende. Sì. Io volevo chiedere a uno di questi dottori, io sono un elemento allergico, ho avuto parecchi episodi di shock anafilattico salvati in extremis. Io posso farlo il vaccino? Rientro in qualche categoria? A chi mi devo rivolgere? Perché nessuno mi ha saputo rispondere. Allora, grazie. le risponde la dottoressa Guido. Allora, guardi, buonasera. Siamo fuori tema, però anticipo questo. Però le risponde la dottoressa Guido che vedo che è ferrata sulla materia. No, non sono ferrata. Allora, guardi, noi nella nostra struttura abbiamo sottoposto a vaccinazione dei pazienti che avevano evidenziato la stessa problematica che c'è descritta da lei. Non abbiamo osservato nessuna complicanza, però abbiamo sottoposto i nostri pazienti ad una profilassi, ad una terapia particolare che si fa proprio nei soggetti allergici, una terapia con cortisonici e antistaminici. Quindi Si rivolga al suo medico. Ecco. Io le consiglio... Questo dicevo, io l'ho compreso, me l'ha spiegato un medico, però per farlo io devo andare in ospedale, dove devo andare? No, è una profilassi che si può fare a domicilio. Lei deve prendere solo delle compresse di cortisone e degli antistaminici, secondo un protocollo che le suggerirà il suo medico. Prego, non ho sentito. Sicuramente il suo medico di base le darà le informazioni e poi la terapia si assume in modo domiciliare e poi andrà a fare il vaccino. Immagino qualche giorno solo prima. delle compresse il giorno prima e la mattina prima della vaccinazione. Ho capito, ma pazienti come me rientrano in qualcuna di queste ottiche vaccinali o no? No, quindi dovrò... Sicuramente rientra nella graduatoria, ma non si sa per quando. Meglio, c'è una casistica che il suo medico di famiglia dovrebbe avere, perché verrà indirizzata. Ecco, lui sa a quale categoria appartiene. In questo momento siamo agli over 80 ed estremamente fragili.
Non rientra nella categoria degli sicuramente non rientra nella categoria degli estremamente fragili. La mia risposta cioè naturalmente è a rigore di logica, non di... A me premeva sapere a chi dovrò rivolgermi poi, perché penso sia qualcosa di diverso dalle altre. Ecco. Guardi, a parte gli lei ospiti deve fare solo la preparazione che le ho suggerito e che le suggerirà, che le suggerirà sicuramente il suo medico curante. Sì. Va bene. Le dico per esperienza personale che il medico di base sa che purtroppo adesso non è il mio momento, però sa anche quando sarà il mio momento, e poi se dovessi essere un soggetto allergico mi darà anche lui le indicazioni. E io per incoraggiarle le vorrei dire che non abbiamo avuto nessun problema nei soggetti che manifestavano lo stesso suo problema, che avevano avuto delle manifestazioni allergiche e anche degli shock anafilattici. Grazie signora per la sua telefonata, che ha dato modo di dare una risposta, per quanto, come dicevamo, fuori tema. Stavamo parlando dei soggetti cerebrolesi, ci ha fatto la statistica, quindi prevalgono le persone che hanno un problema cerebrale dovuto a accidenti cerebrovascolari, sicuramente ictus, sì. Nei soggetti giovani i traumi cranioencefalici. Ecco, invece nei soggetti giovani l'incidente è il trauma. E poi c'è un avvelenamento, sentivo anche. Sì, un avvelenamento da litio con delle complicanze cerebrali legate proprio alla sofferenza ipossica cerebrale che per lo stato di coma scatenato dall'avvelenamento da litio ha determinato. C'è un danno ipossico alla fine. Un danno ipossico. Va bene, c'è una complessità della gestione del paziente. Sì, il paziente che arriva a noi è un paziente cerebroleso, quindi con il grave cerebroleso che arriva alla nostra osservazione proviene da reparti per acuti, dalla rianimazione, io non mi piace chiamarla rianimazione, la chiamo terapia intensiva, dalle stroke unit, dai reparti di neurochirurgia, dove superata la fase acuta e quindi superato l'iter diagnostico terapeutico, da dove, superata questa fase, vengono trasferiti nella nostra riabilitazione, che è una riabilitazione ad alta intensità di cura, proprio perché accoglie dei pazienti con esiti gravi da lesione cerebrale. Appena arriva nella nostra struttura, il paziente viene affidato a un team riabilitativo composto da più figure professionali, medici, fisiatri, rianimatori, neurologi, fisiatri, fisioterapisti, ma di questo ne facciamo parlare meglio il dottore Trombetti, che è il leader del team riabilitativo e che ha un ruolo difficile, perché il successo sul paziente si ottiene soltanto se tutti i membri adottano le stesse strategie e parlano lo stesso linguaggio. Telefonata. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Pronto? Forse è caduta la linea. Buon pomeriggio, riproviamo un attimo. Buon pomeriggio. Salve. Buonasera. Chiamo da Montalto. Chiama da? Montalto. Montalto. Può rivolgere la sua domanda al dottor Trombetti o alla dottoressa Greco? No, io volevo dire, domande nessuna. Io volevo sapere una cosa, solamente come condizione questi vaccini che io me la prendo con il governo centrale, che stanno prendendo in giro, a Montalto fuoco, ancora devono fare i vaccini. E mando un messaggio di oggi sul territorio dell'Europa, che mi sentono tutti, no? Ci dobbiamo muovere i cittadini che ci stanno prendendo in giro, tutta la politica, sia quella calabrese, sia quella... Lei parla come appartenente a una categoria che avrebbe diritto al vaccino, oppure ha genitori o parenti che dovrebbero essere stati vaccinati? Io, grazie a Dio, però ci sono parenti che devono fare il vaccino. Over 80? E non è iniziata la campagna vaccinale a Montalto ancora? Over 80? No, non è iniziato proprio ancora. Questo dispiace. Noi abbiamo interpellato l'ASP da questo punto di vista perché ci siamo resi conto che la vaccinazione sta avvenendo un po' a macchia di leopardo, non soltanto in Calabria ma anche nell'area della provincia di Cosenza. Ci è stato risposto che era impossibile cominciare in tutti i comuni con la stessa intensità
visto che sono 150 comuni, iniziare in tutti. In alcuni si è molto avanti, in alcuni addirittura, faccio il nome di Civita per esempio, si è terminata la vaccinazione della popolazione over 80 e in altri no. Non sto giustificando l'ASP, ma sto solo riportando quello che mi è stato detto quando abbiamo posto questa domanda. Sappiamo per esempio che a Cosenza si è iniziato, poi si è arenata nel weekend, a Rende si è iniziato con qualche problema nelle scorse ore perché si erano persi alcuni nominativi, però l'augurio è che con l'arrivo delle nuove dosi, 6.000 ieri e delle prossime che arriveranno nei prossimi giorni, si intensifichi la vaccinazione, altrimenti non arriveremo mai a quella cosiddetta immunità di gregge che è necessaria per tutelare la popolazione. Intanto grazie per la sua testimonianza che, ripeto, è fuori tema ma è una trasmissione che si occupa di salute e prevenzione, quindi è giusto che voi vi rivolgiate a noi per mandare questi messaggi alla comunità e a chi sta predisponendo la campagna vaccinale. Non mancano i problemi, diceva il Presidente dell'Ordine dei Medici oggi che non si aspettava certo una Calabria prima in classifica per somministrazioni, però si può migliorare, si può recuperare il terreno perduto, ci si può organizzare sicuramente meglio. Questo è un tema molto sentito, quello della vaccinazione, perché anzi fa quasi piacere che le persone vogliano vaccinarsi, che c'era la paura nei mesi precedenti che ci fosse una scarsa adesione, vista pure una campagna promozionale non proprio convincente. Viene in mente fare un'osservazione rispetto a questo, come in questo periodo drammatico che stiamo vivendo da circa un anno, anzi proprio un anno. Un anno. Oggi iniziava il lockdown. Proprio un anno. Come si è trasformato quello che l'assistenza. Cioè noi abbiamo assistito in tutto quest'anno a un calare dei ricoveri nei reparti per acuti, a un aumento dei reparti di terapia intensiva, dei ricoveri in terapia intensiva, patologie che prima erano frequenti. La prevenzione. Sì. Cioè, ovviamente la gente oggi, le persone hanno il terrore di questo male. La conseguenza qual è? Che nei nostri reparti, e lo viviamo noi quotidianamente, dove oggi abbiamo una struttura con 100 persone che sono ricoverate, dove lontani dai propri affetti, lontani dai propri diciamo, familiari, che hanno difficoltà a comunicare con loro e dove c'è necessità di instaurare di nuovo un rapporto, e noi siamo riusciti a farlo questo. Voi con la stanza degli abbracci, che abbiamo già parlato in altre trasmissioni. Bellissima iniziativa. In altre trasmissioni, non solo, ma con continui colloqui. Cioè quello che viene fuori in maniera molto forte, che cosa? È che comunque le persone ricoverate o i familiari dei nostri ricoverati devono essere informati di tutti, e la difficoltà maggiore è proprio la comunicazione. Telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Buon pomeriggio, sono Maria e chiamo da Cosenza, sono un'insegnante. Volevo sapere come dobbiamo fare per prenotarci, quando e dove, perché la piattaforma dell'ufficio postale è chiusa, quindi non sappiamo come fare. Allora, lei è un insegnante, torniamo a dire che la trasmissione sulla riabilitazione dei soggetti con cerebrolesioni acquisite, però per quanto abbiamo appreso nelle ultime ore, nelle ultime settimane, intanto c'era una disposizione e una bozza di piano regionale sulla vaccinazione che prevedeva l'inizio della campagna vaccinale per gli insegnanti il 10 marzo e oggi è 10 marzo, però evidentemente non è iniziata. Quindi siamo in ritardo. E il punto di riferimento in questo momento, sempre ripeto per esperienza personale, perché ho telefonato ieri nel corso di un servizio in diretta nel TG10 al cosiddetto numero verde che doveva dare le indicazioni. Al numero verde mi è stato detto che non era più possibile avere indicazioni sulla data, e mi rivolgevo per i soggetti fragili, che sono in una categoria che ha priorità rispetto alle altre, però questo vale anche per gli insegnanti evidentemente. Bisogna rivolgersi ai propri medici di base che devono stilare degli elenchi, gli elenchi vengono forniti poi alle ASP e le ASP poi comunicano le date. Ho chiesto al medico di base e mi ha detto che non sapeva nulla, e solo per i soggetti.
Infatti dallo stesso numero verde ieri, proprio il servizio finiva così, aspetti qualche ora o qualche giorno a chiamare il medico di base perché ancora dobbiamo informarli per quanto riguarda le categorie fragili. Immagino che anche per gli insegnanti, infatti siamo la regione che ha la più bassa percentuale di insegnanti vaccinati in questo momento, perché nelle altre regioni si è proceduto a vaccinare. Ecco, fra le motivazioni delle chiusure delle scuole c'era anche questo. Quindi, professoressa, io le auguro di vaccinarsi al più presto, immagino che sarà vaccinata con l'AstraZeneca se non ha altre patologie pregresse. No, io ho patologie pure di pressione alta e quindi glicemia. E allora le auguro di convincere chi deve vaccinarla col Pfizer o Moderna, che sono, secondo le linee guida nazionali, i vaccini consigliati quando si hanno delle patologie pregresse che possono aumentare il rischio di contrarre la forma grave del SARS-CoV-2, quindi il Covid-19 che poi dà problemi ecco, ci forniscono in questo momento, grazie a Luca Chito, dalla regia, questa grafica che è terribile, perché il personale scolastico siamo a 210, ieri eravamo a 180, 170, quindi siamo veramente molto, molto indietro. Sale il numero degli over 80 che sono a 25.000. Avevamo inviato delle mail per prenotarci, però non so se vale pure come prenotazione oppure se dobbiamo andare anche dal medico di base. Diciamo. Continui a chiamare quotidianamente il medico di base, lo so che lo disturberà come io disturbo il mio, però bisogna farlo perché prima ci si vaccina e prima si acquisisce questa immunità, nell'interesse proprio e degli altri anche. Poi la mia idea personale è che le scuole saranno sicure non solo quando saranno vaccinati i docenti, ma anche quando saranno vaccinati i genitori e i nonni fragili degli alunni. Allora sì che saranno scuole sicure, perché una volta che si vaccina solo il docente si può parlare di sicurezza per i docenti e sarò contento per questo elemento, ma non sarò soddisfatto per la sicurezza dei nonni e dei genitori fragili che sono a casa e che possono poi contagiarsi con i veicoli involontari che possono essere i ragazzi. Grazie signora, continuiamo con questo lavoro di squadra di cui lei è il leader, che è molto complesso. Stiamo parlando di una categoria di pazienti che ha problemi molto seri e che arriva nella vostra struttura in questi 18 posti con condizioni di instabilità e con problemi a diversi organi. Sì, allora, come viene ben chiaro, è la complessità delle persone che vengono ricoverate da noi viene necessariamente trattata da un gruppo di persone, di professionisti. È importante stabilire le modalità di lavoro, soprattutto su questo, perché io posso essere un bravo chirurgo, posso essere un bravo rianimatore, posso essere un bravo fisiatra, posso essere un bravo internista, posso essere un bravo cardiologo, ma se non mi so relazionare con le altre figure professionali, relazionare nel senso di comunicare, usare lo stesso linguaggio, soprattutto usare gli stessi indicatori per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, perché noi dobbiamo pensare che una persona è fatta sì di organi, ma è una persona, ok? Cioè, che cosa voglio dire? Non è il cuore che manda avanti la persona, ma è tutto il cuore insieme al polmone, insieme al cervello, insieme agli arti, che fa la persona. E quindi ho necessità di trattare la persona a 360 gradi attraverso delle competenze precise. E quindi viene fuori necessariamente il lavoro di squadra, ma soprattutto la comunicazione che ci deve essere tra la squadra e le modalità di lavoro. Devo dire la verità, io sono fortunato, perché ho una squadra eccezionale, dove tutti i miei collaboratori, che, diciamo, dal rianimatore che sta qui a fianco, fino all'ultimo, diciamo, operatore sanitario, che, diciamo così, l'OSS, che lavora nella nostra struttura, che hanno un ruolo fondamentale ed è importantissimo. Ma perché dico questo? Voglio mettere in evidenza questo aspetto qua, perché la comunicazione che avviene tra operatori è determinante, ma la comunicazione che ci deve essere tra operatori e persone che sono ricoverate. E ancora più, quindi ci deve essere una formazione precisa del personale che lavora, di come comunicare con i pazienti, con le persone che sono ricoverate da noi, perché sono le persone
che hanno dei disturbi cognitivo-comportamentali importanti e non solo, hanno altri tipi di disturbi complessi, critici, e poi possiamo andare ad affrontare i diversi aspetti, perché una persona che viene, e questa è la dottoressa Guida, è l'esperta in questo, che viene da un reparto di terapia intensiva o rianimazione, che viene da noi, il paziente ancora sotto ventilazione, monitorato, eccetera, deve essere svezzato da questi ausili, da questi supporti, per poter così. Ecco la necessità di avere figure professionali altamente qualificate. Dottoressa Guido, probabilmente nelle famiglie di questi pazienti c'è un'aspettativa massima, perché lasciano il reparto di rianimazione, lasciano la terapia intensiva, vengono da voi, ma è un percorso che non è finito e naturalmente si tende ad avere il meglio, ma sono comunque soggetti che hanno avuto dei traumi e dei deficit importanti. Allora, io nella definizione di grave cerebralesione acquisita ho parlato di esiti, e ho parlato di esiti sensomotori, cognitivo-comportamentali, ma spesso il paziente con un danno cerebrale importante ha subito anche dei danni agli organi, oppure ha sviluppato un'insufficienza d'organo. Mi riferisco particolarmente, in maniera particolare, all'insufficienza respiratoria. Il danno cerebrale ha comandato male il respiro e il paziente è andato in insufficienza respiratoria. Da noi giungono pazienti e nei reparti per acuti, prima dell'arrivo nella nostra struttura, sono stati sottoposti a tracheotomia, foro nella trachea, che aiuta nella respirazione perché riduce lo spazio morto, cioè quel tratto dell'apparato respiratorio dove non avvengono gli scambi gassosi, o addirittura sono stati sottoposti a ventilazione meccanica. E spesso i pazienti che arrivano da noi sono portatori di tracheotomia e sono anche collegati alcune volte a ventilatore domiciliare. Che cos'è il ventilatore domiciliare? Il ventilatore domiciliare è un piccolo ventilatore che sicuramente non ha le caratteristiche e le peculiarità del ventilatore che c'è in rianimazione, ma che supporta il paziente nella funzione ventilatoria. E la nostra mission qual è? E avviare, una volta inquadrato il paziente, la riabilitazione respiratoria, cioè riportare il paziente a un respiro autonomo, renderlo autonomo in una funzione così importante qual è la respirazione. Il percorso comprende parecchie fasi e di questo me ne interesso io insieme ai colleghi internisti. Abbiamo una prima fase in cui il paziente è completamente dipendente dal ventilatore, cioè il paziente è sottoposto a una ventilazione che noi tecnici chiamiamo controllata, cioè subisce passivamente la respirazione. Passiamo da questa fase a una seconda fase, cioè a una ventilazione assistita. In questa fase il paziente avvia il respiro e il ventilatore lo aiuta con delle pressioni di supporto. Dottoressa, ci possiamo fermare qui, si ricordi il punto, siamo alla seconda fase con la respirazione assistita, andiamo in pubblicità e poi ci rivediamo per la seconda parte, a tra poco. Di nuovo in studio, la dottoressa Guido ci stava parlando di riabilitazione dei soggetti con cerebrolesioni acquisite e eravamo arrivati alla seconda fase, quando la respirazione è assistita con la ventilazione. Nella seconda fase, sì. Lo ripeto così, passiamo da una ventilazione controllata della prima fase in cui il respiratore fa tutto e il paziente la subisce, a una fase in cui il paziente avvia il respiro e il ventilatore lo aiuta con delle pressioni che noi chiamiamo pressioni di supporto. Superata questa fase, se non ci sono degli intoppi, arriviamo alla terza fase. La terza fase in cui alterniamo cicli di respiro spontaneo, lasciamo il paziente respirare da solo, magari in ossigenoterapia, cioè aumentando la concentrazione ispirata di ossigeno, alternati a fasi di ventilazione meccanica, di assistenza respiratoria. Di solito preferiamo lasciare il paziente in respiro spontaneo nelle ore diurne, perché così diamo la possibilità agli altri operatori di lavorare meglio. È più facile riabilitare un paziente senza che non è accompagnato dal ventilatore.
a dei cicli di ventilazione notturna. E alla fine, superata questa fase, riusciamo a raggiungere l'autonomia respiratoria del paziente. Volevo sottolineare una cosa: noi riusciamo a fare questo percorso in tranquillità perché nei reparti per acuti, per gravi cerebrolesi, ogni paziente, nel nostro reparto, ogni paziente è sottoposto a un monitoraggio continuo dei parametri vitali. Ogni paziente ha il suo monitor che registra l'attività cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturazione di ossigeno, e monitorizza anche la pressione ad intervalli prestabiliti dall'operatore stesso, dal medico stesso. Tutti questi parametri poi possono essere visualizzati su un monitor centralizzato che è ubicato nella stanza dell'operatore. Oltre a ciò monitoriamo anche gli scambi gassosi, possiamo monitorare anche gli scambi gassosi sottoponendo il paziente a prelievi arteriosi a intervalli variabili a secondo della problematica del paziente, ad emogassanalisi. Ottenuto il recupero della funzione respiratoria spontanea, dell'autonomia respiratoria del paziente, dobbiamo perseguire un altro obiettivo: svezzare il paziente dalla cannula tracheostomica. Anche per questo percorso abbiamo un iter prestabilito che è altamente tecnico, per cui forse è meglio non tediare più di tanto gli ascoltatori, ma sicuramente lo svezzamento, devo dire che sicuramente lo svezzamento dalla cannula tracheostomica lo facciamo in sicurezza, perché prima di questa procedura sottoponiamo il paziente ad esame fibrotracheobroncoscopico, un esame che ci verifica la pervietà delle vie aeree e la giusta motilità delle corde vocali. Bene. Continuo? No, prego, sì, infatti è molto interessante. Se il percorso non è finito possiamo proseguire. No. E questo è il percorso di cui mi interesso io, insieme al pneumologo, il dottore Corno, insieme al dottore Filomia, all'internista, insieme a tutto il gruppo. Un'altra criticità che manifestano i nostri pazienti all'ingresso nel reparto è la difficoltà ad alimentarsi. Certo. I pazienti con gravi cerebrolesioni hanno difficoltà ad alimentarsi per bocca, per disfagia, per un atto deglutitorio compromesso dalla lesione cerebrale. E questi pazienti però necessitano di un apporto calorico adeguato, perché essendo pazienti fragili non possono incorrere in quella che noi clinici chiamiamo malnutrizione proteino-calorica. La malnutrizione proteina-calorica è alla fine una malattia nella malattia. Perché? Perché può causare delle complicanze. Quali complicanze? Le infezioni, le lesioni da decubito, tutte complicanze che potrebbero limitare e bloccare forse il processo riabilitativo del paziente. E come rimediamo la difficoltà all'alimentazione del paziente? Sottoponiamo il paziente a quella che noi definiamo nutrizione artificiale. Nutrizione artificiale significa nutrizione non naturale, nutrizione non attraverso la bocca. E abbiamo due possibilità: la nutrizione parenterale totale, cioè l'infusione di macronutrienti, cioè carboidrati, proteine, lipidi, e micronutrienti, cioè elettroliti, oligoelementi, vitamine, attraverso un vaso venoso, attraverso una vena. Flebo? Attraverso flebo? Una flebo attraverso una vena. E la nutrizione enterale, invece la nutrizione enterale sfrutta l'apparato gastrodigerente e vengono somministrate ai pazienti delle infusioni, vengono somministrate ai pazienti dei preparati con un apporto calorico ben prestabilito, di solito parliamo di 100 kcal ogni 100 ml, attraverso un sondino, non sondino, nasogastrico o nasoduodenale, o attraverso una gastrostomia PEG. Chiaramente quindi in questo modo noi preveniamo una complicanza che può compromettere l'evoluzione clinica del paziente, che è la nutrizione, ma nello stesso tempo cerchiamo di riabilitare il paziente all'alimentazione per bocca, di riportare il paziente a una condizione di normalità. E in questo ci aiuta la logopedista, la nutrizionista,
Quindi, come vede, il percorso è duplice: cercare di riabilitare il paziente e intanto evitare delle complicanze che potrebbero compromettere l'evoluzione clinica del paziente stesso. Mai come questa volta, dottor Trombetti, possiamo definire Mano nella Catena una struttura d'eccellenza. Qui cade, a mio parere, il confine fra il pubblico e il privato, perché è una continuità assistenziale che altrimenti non sarebbe garantita. Ricordiamo che questa struttura, per questo tipo di funzione, è unica in provincia di Cosenza e ce ne sono soltanto 2 in tutta la regione, se non erro. Sì, ce ne sono soltanto 2 in tutta la regione, devo dire la verità, in tutta Italia ce ne sono ben poche. Cioè non è soltanto, anzi forse la Regione Calabria in questo caso paradossalmente è avanti rispetto ad altre regioni. Perché ha un numero di posti letto in questo settore? Faccio l'esempio, la Regione Campania non ha più posti per gravi cerebrolesioni. L'ultimo reparto, lo dirigevo io all'ospedale Rummo di Benevento, è stato chiuso. Incredibile. Cioè parlo della Campania, la regione Lazio ha una struttura per gravi cerebrolesioni con pochi posti letti, Lazio. La regione Lombardia ne ha 2, l'Emilia Romagna ne ha 3. Allora, come vedete, se andiamo a fare la mappatura di queste strutture in tutta Italia è a macchia di leopardo. Non diciamolo perché potrebbero venire a chiudere pure in casa. No, cioè, devo dire la verità. Dovrebbero essere un posto per ogni 100.000 abitanti. Sì, basta considerare questo aspetto. Dovrebbero essere 20 in Calabria. In Calabria, su almeno tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo scritto come riabilitatori, come società scientifica di riabilitazione, nel 98 abbiamo scritto insieme al Ministero della Salute le linee guida per la riabilitazione, dove erano previsti dei reparti di alta specialità che sono le strutture per gravi cerebrolesioni e le strutture per mielolesioni, che sono 2 codici, il codice 75 e il codice 28. Bene, le strutture per mielolesioni in Italia ce ne sono pochissime. Il problema dei paraplegici e tetraplegici, l'assistenza per questi pazienti è estremamente carente in tutta Italia, perché c'è sempre stata una diatriba tra le strutture unipolari o le strutture polifunzionali, cioè doveva esistere l'ospedale per paraplegici, ed è sbagliato, perché ovviamente anche questo, dove l'approccio deve essere multidisciplinare, come se anche lì dove ci sono patologie complesse, non possiamo parlare di trattare solo la colonna vertebrale nel caso di un mieloleso o trattare solo il cervello nel caso di un cerebroleso. Dobbiamo trattare la persona, come ha visto e come lo vediamo, trattiamo l'organo che può essere l'apparato respiratorio, però contemporaneamente all'organo noi dobbiamo mobilizzare un dito, perché se no il dito rimane fermo. Certo. Allora, come vede, l'intervento riabilitativo è un intervento estremamente, diciamo così, l'approccio è multidisciplinare ed è contemporaneo. Un mio maestro diceva, illustrissimo, diceva che la riabilitazione inizia quando inizia la malattia, ed è così. Cioè l'atto riabilitativo inizia nel momento in cui inizia la fase acuta. Cioè non possiamo pensare di tenere il paziente a letto, noi dobbiamo tenere il paziente a letto. Tant'è vero che da voi arrivano quando sono ancora in una situazione delicatissima. Sì. C'è una telefonata, sì. Dottor Trombetti. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Pronto? Sì, salve. Salve, chiamo da Caserio del Manco. Volevo sapere, per quanto riguarda le vaccinazioni dei soggetti fragili che hanno patologia, siccome sto chiamando al CUP, poi ai medici di base, i medici di base dicono che non si capisce nulla in poche parole. Ribadisco, noi ieri durante il telegiornale abbiamo mandato un servizio in onda proprio sulla questione dei soggetti fragili. Abbiamo provato a chiamare il numero verde che proprio ieri è andato in disuso. Dal numero verde un gentilissimo operatore, non era un medico, non era un sanitario, ma un operatore ci ha detto: da oggi in poi bisogna rivolgersi ai medici di base, ma aspetti a farlo perché ancora devono essere avvisati. Immagino che nella giornata di ieri o oggi al massimo avranno ricevuto le direttive. Fra l'altro questo nuovo iter è stato confermato dallo Salvino Cerra, che è il segretario dei medici di base, che ci ha riferito appunto che era a conoscenza di questa novità che riguarda i soggetti fragili
e quindi le vaccinazioni sui soggetti fragili, e che vedeva il coinvolgimento dei medici che sono tenuti a stilare degli elenchi con i soggetti fragili che hanno nel database e fornirli alle ASP. Quindi lei si mantenga in contatto con il medico di base, verifichi che la sua patologia la fa appartenere ad una categoria che ha diritto in questo momento ad avere la vaccinazione, perché ci sono dei codici precisi. C'è un... È lo 048. Ecco, non lo so, però ci sono dei codici appunto che riguardano le patologie. Oggi ne abbiamo parlato anche con il Presidente dell'Ordine dei Medici, c'è l'ipotiroidismo, c'è la cardiopatia di un certo tipo, ci sono diverse... Sì, il diabete mellito, però diabete mellito se si fa l'insulina e si acquisiscono 2 farmaci, ci sono delle sottocategorie anche, quindi il suo medico di base saprà darle questa indicazione, anche perché loro stanno ricevendo un breviario che è di 14 pagine dove sono inserite tutte le linee guida che sono state aggiornate dopo gennaio e sono comprese tutte le categorie alle quali appartengono i soggetti estremamente fragili e fragili. C'è una scala di valori da 1 a 5 a 6 e quindi sapremo presto chi fa parte di quale categoria e quando avverrà la vaccinazione e con che vaccino sarà effettuata, perché ripeto, AstraZeneca sdoganato per gli over 65, però per chi ha patologie invalidanti che aumentano il rischio di contrarre la malattia in forma grave si preferisce il vaccino a RNA che è Pfizer o Moderna, ma ce ne sono così poche di Moderna che è molto più facile avere il Pfizer, visto che l'Italia ha puntato... Il paziente ha 77 anni. 77 va per il Pfizer, penso, con patologie va per il Pfizer. Però io la ringrazio per... Ecco questo schema che fa parte appunto delle indicazioni del breviario che è arrivato ai medici di base. E queste sono le indicazioni, però ci auguriamo tutti che ci sia chiarezza, che ci sia celerità, che arrivino le dosi che devono arrivare, che non ci si trovi nella condizione della settimana scorsa di dover sospendere le vaccinazioni per mancanza di dosi, che si cominci la vaccinazione nei vari centri, sentivamo prima Montalto, abbiamo visto Rende nei giorni scorsi, però lei fa parte di una categoria appunto fra i 75 e gli 80 anni che viene subito dopo gli over 80, poi hanno fatto un'altra sottocategoria e in più avendo delle patologie, insomma per me prevale la patologia anche rispetto all'età, anche se è difficile poi andare avanti con l'età e non avere patologie, io lo auguro a tutti però. Vabbè, è stato io molto la ringrazio tantissimo per la telefonata e questo è il sintomo, dicevamo, dottor Trombetti, dottoressa Guido, che c'è tanta voglia di informazione. Il direttore Attilio Sabato prima ha lanciato durante il telegiornale la trasmissione di salute e prevenzione non dicendo appunto di quale argomento si trattasse, un argomento importantissimo, però in questo momento c'è la necessità di informare sulla questione vaccini. Vorrei puntualizzare e collegarmi direttamente con quello che è un tipo di approccio che dovremmo applicare anche in questo modo e faccio un appello a tutti gli operatori della sanità in questo momento, tutti gli operatori della sanità e dell'informazione. Dobbiamo fare un lavoro di squadra, cioè si vince una battaglia, si raggiungono gli obiettivi, noi lo vediamo da noi nelle cerebrolesioni, nel nostro piccolo, in un piccolo reparto con 18 posti letti, perché tutti sono leader, non esiste il leader, tutti diventano leader. La psicologa è il leader, la nutrizionista è il leader, il pneumologo è il leader, il rianimatore è il leader, il fisioterapista è il leader, l'educatrice è il leader. Perché? È leader in quel momento e deve essere capace di gestire il paziente. Se noi riuscissimo oggi, in un momento drammatico che stiamo vivendo, che tutte le telefonate che stiamo ricevendo rispetto alla prevenzione e il Covid e quant'altro, e se riuscissimo a fare un lavoro di squadra e a diventare leader del nostro dai medici di base ed avere lo stesso linguaggio, perché le persone vogliono essere informate e il compito nostro è usare lo stesso linguaggio, la stessa lingua. Purtroppo questo non accade.
Quando siamo stati a visitare la Nonna della Catena in occasione della seconda trasmissione che abbiamo fatto sulla Nonna della Catena, abbiamo visto questi monitor e questa sala di comando dove è ben chiara la situazione di ogni paziente. Mi ricordo la saturazione, appunto la pressione sanguigna, questo ci dà la possibilità di operare e di lavorare in tranquillità, certo, e di non incorrere in problemi quando praticamente si avviano delle procedure così particolari come lo svezzamento dalla ventilazione meccanica, come la stabilizzazione cardiocircolatoria, perché i pazienti che arrivano a noi spesso manifestano un'instabilità cardiocircolatoria nella fase iniziale, nella fase post-acuta precoce, quindi l'obiettivo in questa fase è stabilizzare i parametri vitali per evitare delle complicanze che potrebbero compromettere sia l'iter riabilitativo ma anche potrebbero invalidare tutto quello che è stato fatto nei reparti per acuti. Telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Salve, buon pomeriggio, non ho capito bene. Pronto? Eccoci, la sento, mi dica. No, la spenti il volume, Sì, pronto, può parlare, la sento bene. Sì, va bene. Allora io volevo domandare per mia moglie che ha delle patologie, patologie fisiche, prendi medicinali come per esempio per lo stomaco intestinale, che ha problemi del colon intestinale e quant'altro, come dire, se c'ha 61 anni, se lei come dire, si può fare il vaccino, come dire, poteva aspettare il suo turno. Allora, quanti anni ha la signora? C'ha 61 anni. 71? 6-1. Ah, 6-1. Quindi relativamente giovane, però ci sono le patologie. Ripeto, sono un giornalista, per quanto... che lei prende un sacco di medicinali per l'intestino, per il colon, che ho capito. Che c'è, come dire, diciamo... Allora, per quanto informato non posso darle una risposta e una data certa del vaccino. 61 anni non sono molti, però sono le patologie che dovrà valutare il suo medico e verificare se la signora rientra in quelle categorie che hanno diritto al vaccino in questa fase oppure nelle successive. L'obiettivo nazionale è quello di vaccinare la maggior parte delle persone entro l'estate. Noi ci auguriamo che questo succeda. Noi abbiamo una popolazione calabrese di 1.900.000 abitanti circa e siamo arrivati a 140.000 persone che hanno ricevuto la prima dose. Siamo ancora lontani. Io mi sentirò tranquillo quando saremo a 1 milione di calabresi vaccinati. Tranquillo, relativamente tranquillo. Sarò tranquillo quando l'ho vaccinato io. Certo, perché poi il primo che sarà stato vaccinato avrà forse perso l'immunità e sarà Noi che ci siamo vaccinati, esattamente, ci dovremo rivaccinare. Un cane che si morde la coda, però infatti gli accordi che sono stati fatti con le case produttrici vanno anche oltre il 2021, vanno anche nel 2022 e hanno un raggio d'azione ampio proprio per questo, perché quando si smetterà di vaccinare l'ultimo italiano si ricomincerà con il primo. Quindi, tornando alla risposta che non possiamo dare purtroppo, è quella di rivolgersi sempre al medico di base, che in questo momento è stato, ecco i dati che Luca Chito ci propone, 146.181, 182 in questo momento, perché sicuramente qualcuno si sarà vaccinato in qualche parte della nostra bellissima regione. Siamo un po' indietro. Ho visto che la suddivisione dei vaccini anche per la somministrazione viene fatta non soltanto per popolazione ma anche forse per popolazione anziana. La Liguria, che ha meno abitanti della Calabria, ha più vaccini a disposizione. Toti ne chiedeva di più il Presidente della Regione perché sono più vecchi secondo il Presidente della Regione. Probabilmente in Liguria sono più vecchi, però insomma anche noi siamo tanti, siamo 2 milioni circa di abitanti. Ecco la Liguria, Piemonte, ecco la Liguria, 153.000 vaccinati, ci sopravanzano sempre di un 10.000 circa vaccini e più 12.000 vaccini in più a disposizione. Tornando al nostro telespettatore, l'invito è quello di tenersi in contatto con il proprio medico di base, far presente le patologie. Io non so se queste patologie che ha citato danno origine a un codice.
che è per esempio lo 0,31 per l'ipertensione, che non è compreso in quella tabella che abbiamo visto, anche se l'ipertensione per esempio è una delle aggravanti più specifiche per il Covid, insieme al diabete. Insieme al diabete. Sono le due patologie che si riscontrano maggiormente nei soggetti che hanno sviluppato la malattia più grave. E l'obesità. E l'obesità anche, che poi spesso sono collegate sia al diabete che all'ipertensione, perché non si sa se causa-effetto o qual è il circolo vizioso. Spesso viaggiano insieme. Viaggiano insieme. Grazie al nostro telespettatore, e in bocca al lupo per tutto. Noi siamo vicini a tutti quelli che ci chiamano, a tutti i calabresi che in questo momento vivono questa situazione con incertezza e con la voglia di vaccinarsi al più presto per venire fuori almeno dal rischio di incorrere in una malattia grave, perché poi sappiamo che il virus può anche contagiare, però c'è una bassissima percentuale di casi che poi diventano gravi o comunque da necessitare di cure in ospedale. Ribadiamo il concetto: grande voglia di informazione e di aiuto. Dicevamo che un collegamento con l'ospedale, dottor Trombetti, si passa dall'emergenza alla riabilitazione, dalla fase acuta alla subacuta. Sì, chiaramente si passa, cioè è il presupposto e la mission della riabilitazione è proprio questo, cioè trattare le conseguenze della fase acuta, trattare le conseguenze della malattia. Cioè, quando io dico e ribadisco il concetto con tutti i collaboratori, e tutte le mattine qua al briefing, quando ci vediamo, parliamo sempre dello stesso aspetto, no? Che cosa si fa, che compito ha quell'operatore, la psicologa, che compito ha la nutrizionista, che compito ha il fisioterapista, che compito ha. Perché? Perché in questa fase in cui vengono, diciamo così, trattati i pazienti, le persone che hanno avuto un danno che limita le loro funzioni vitali e non solo, sono persone che hanno delle problematiche multiorgano, quindi va trattata tutti insieme. Quindi la conseguenza qual è? Cioè la modalità di lavoro qual è? E necessariamente, e su questo io ribadisco continuamente questo aspetto qua. La modalità di lavoro deve essere multi-interdisciplinare, cioè non possiamo lavorare se non insieme per raggiungere gli obiettivi. E non posso pensare di lasciare una persona, ecco, faccio l'esempio banale, una persona che arriva da una terapia intensiva, arriva dopo 10 giorni, 3 giorni, 4 giorni di terapia intensiva, arriva in un ospedale da noi. Sapete la prima cosa che facciamo? Un bagno. La cosa più banale, no? Cioè, lavare la persona, non perché non la lavano in ospedale, anzi, sono attentissimi e sicuramente li curano molto bene, però l'approccio, anche quel momento che è un atto normale della vita quotidiana, il lavarsi, in riabilitazione diventa un momento importante di contatto, dove l'operatore, l'infermiere che fa questo qua, l'OSS che fa questa operazione, insieme al fisioterapista, deve usare determinate tecniche, d'accordo? Cioè di approccio, perché il paziente deve essere riabilitato, deve riacquisire il contatto col mondo esterno. Deve riacquisire il contatto. Perché il paziente in rianimazione è sottoposto a un'analgosedazione che dà la possibilità agli operatori di attuare delle procedure particolarmente invasive senza creare ulteriore sofferenza al paziente. Il paziente in rianimazione perde l'orientamento, il ritmo circadiano, perché non c'è differenza nelle terapie intensive tra giorno e notte. Le luci sono sempre luci artificiali, e non c'è l'alternanza giorno-notte per questo motivo. Gli operatori sono sempre gli stessi, si lavora alla stessa maniera, sia di giorno che di notte. Una telefonata, perché poi andiamo in pubblicità, la interrompo un attimo, sentiamo di chi, cogliamo la domanda. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Buon pomeriggio, chiamo da Cosenza, mi chiamo Piero Rocca. Salve. Complimenti per la trasmissione, io da medico la seguo molto attentamente perché è di elevato valore ogni volta. Volevo, se possibile, fare una domanda alla dottoressa Guido.
perché da una mia esperienza personale mia madre è stata 4 mesi di rianimazione qualche anno fa, 3 mesi intubata, poi l'ultimo mese ha iniziato a respirare da sola, è transitata anche poi per la terapia finale di riabilitazione presso la vostra clinica, però le è rimasto una forma di amaro in bocca, cioè non sente più i sapori quando mangia, non ha più il senso del gusto, per cui è diventata anche inappetente. Per il resto invece ha recuperato in maniera brillante anche dalle attività respiratorie. Secondo lei ci sarebbe qualche cosa che possiamo fare? Grazie, dottor Rocca. È stata svezzata da noi, dalla ventilazione, è venuta da noi già in respiro spontaneo? No, diciamo è stata un reparto di rianimazione nel Lazio a Roma, quindi solo poi il post, dopo che è stata dimessa, anche perché non deambulava più dopo 4 mesi, quindi più che altro... Questo molto tempo fa, 2 anni fa. Ed il problema è rimasto sempre lo stesso? No, praticamente lei c'ha l'unico problema, ha cambiato un po' la voce, ha 86 anni, che ha questa forma di disgusto quando mangia. Allora, il cambiare la voce può essere legato alle procedure invasive che ha subito sua mamma, l'intubazione, la tracheotomia, mi pare che è stata anche tracheotomizzata, e quindi sono esiti di questi interventi che sono stati effettuati su sua mamma. Il cambio del gusto può essere legato alla lesione cerebrale che ha scatenato l'evento acuto su sua mamma. Però quello che mi preoccupa... un'infezione da pneumococco e poi no, pensavo che fosse stato un fatto acuto, non ho capito da 2 bene. infezioni poi ospedaliere, quindi perciò per 4 mesi. E quindi credo che non ci sia una relazione tra infezione da pneumococco e cambio del gusto. Io pensavo che ci fosse stata una lesione cerebrale. Molti di quelli che sono stati intubati dopo il Covid comunque lamentano della perdita del gusto. Ma là parliamo, però è un sintomo del Covid? Là parliamo di un sintomo legato all'infezione da coronavirus, quindi è un discorso un po' diverso. Non mi risulta che invece un'infezione, a seguito di un'infezione da pneumococco, possa rimanere un'alterazione del gusto. Poi da Klebsiella e poi da Pseudomonas. Non mi risulta. Capirà dopo 4 mesi gli si è tratendizzato con megalovirus, diciamo. Ha fatto una lunga terapia, prima antibiotica e poi forse è più questa. Però dopo 2 anni sembra strano che non abbia ripreso la funzione gustativa. Dunque, forse è proprio l'uso esagerato degli antibiotici a cui è stata sottoposta sua mamma. Comunque, che potrebbe... se lei è tanto gentile, vedo che è molto preparata, e anche il collega. Avrò sicuramente l'opportunità di venirla a incontrare. Certo, posso. Volentieri. Grazie, dottor Rocca. Può darsi che, collega, può darsi che proprio le alterazioni del gusto siano collegate proprio all'uso protratto di antibiotici che ha fatto sua mamma. Grazie, dottor Rocca. Grazie. Pubblicità e poi ci rivediamo per la terza parte. Terza parte di salute e prevenzione, stiamo parlando di riabilitazione dei soggetti con cerebrolesione. Abbiamo trattato insieme ai nostri dottori, ecco, abbiamo una telefonata, non riusciamo proprio, diamo comunque spazio naturalmente ai nostri telespettatori. Buon pomeriggio, dove chiama e come si chiama? Caduta la linea? Aspettiamo un attimo. Nell'ultima telefonata abbiamo trattato proprio l'argomento di una persona che è passata dopo un'infezione da pneumococco e altre infezioni, il citomegalovirus che è molto debilitante in soggetti fragili, il passaggio poi nella vostra struttura, e abbiamo sentito di un esito fortunato, anche se è rimasta questa pecca per quanto riguarda il gusto, che probabilmente è collegata alle terapie che sono state somministrate nelle fasi precedenti, diceva la dottoressa Guido. Però l'esito è fortunato, si parla di una persona ultra ottantenne che ha recuperato lo status quo ante. I nostri pazienti cerebrolesi di uscirne solo con una difficoltà di gusto, perché spesso non è così.
perché il danno cerebrale è importante e la restituzione di integrum non si verifica quasi sempre, cioè rimangono sempre delle problematiche, dei problemi aperti ai pazienti. La risposta poi del paziente è individuale. Io le facevo l'esempio dello svezzamento dalla ventiloterapia e dal ritorno a una respirazione normale dei pazienti. Accade sempre? No, non accade sempre. Chiaramente è più facile svezzare un paziente che ha respirato male per il danno cerebrale, perché il cervello ha comandato male il respiro, ma che ha dei polmoni sani. È molto più difficile in un paziente che invece prima dell'evento acuto aveva già una problematica respiratoria, aveva un problema che interessava i polmoni, un enfisema polmonare, una bronchite cronica. Ultimamente, proprio per dirle come lavoriamo nel nostro reparto, negli ultimi 10 giorni noi siamo riusciti ad ottenere dei buoni risultati su 3 pazienti. Abbiamo svezzato 3 pazienti, li abbiamo resi autonomi nella ventilazione, abbiamo rimosso la cannula tracheostomica, ma ci fa rabbia, non riusciamo a svezzare un paziente che, pur avendo una condizione neurologica migliore degli altri e un danno cerebrale meno grave degli altri, ha però un enfisema polmonare. Per cui non riusciamo a svezzarlo dalla tracheotomia, perché la tracheotomia lo aiuta riducendo proprio fa percorrere all'aria che entra nei polmoni una strada più corta, quindi aiuta il paziente perché riduce il lavoro respiratorio, quello che noi tecnici chiamiamo WOB. Ecco perché non dobbiamo mai parlare di malattia, ma di paziente. Ogni paziente è un caso a sé. Certo, è proprio in questo caso dove la caratteristica ed è l'unico, scusa se ti interrompo, ed è l'unico paziente, la cosa che mi fa più rabbia è che è l'unico paziente che ha recuperato la coscienza, è lui stesso che mi chiede toglimi la cannula, e io ho provato più volte ma l'ho dovuta proprio... Non c'è ancora l'autonomia respiratoria. Non c'è ancora l'autonomia respiratoria. Riusciremo ad ottenere l'autonomia respiratoria? Dottor Trombetti, prima di intervenire, la telefonata forse quella di prima abbiamo recuperata. Buon pomeriggio, dove chiama e come si chiama? Buon pomeriggio. Salve. Mi chiamo Giovanni Nicotera, volevo intanto salutarvi, fare i complimenti. Veramente, sapete quanto io apprezzi queste trasmissioni. Ma colgo l'occasione per salutare Dottor Nicotera, Guido. È un piacere ospitarla in trasmissione. Giovanni. Grazie, sì. Gentilissimo. Ciao, Giovanni. Arrivano baci dalla dottoressa Guido. Giovanni è stato il mio compare di nozze. Diciamo una cosa carina, va? Ciao Giovanni. Lei è stato... oggi ho perso il riposino pomeridiano per te. Ascoltate, questo mi dispiace. Lei è di casa in questo studio, quindi... Siete gentilissimi, grazie. Non voglio far perdere tempo, mi dispiace non conoscere il collega Trombetti, ma molto lieto. Sento e percepisco da quello che dice il suo affetto. Il dottore Nicotera è un grande anestesista rianimatore ed è stato uno dei miei maestri. Troppo quindi buono così ti definisco pure vecchio. No, c'è una differenza minima di età. Volevo solo suggerirti, Francesca, anche perché ho perso il tuo numero di telefono, se no ti avrei telefonata. Sì. Credo che sia opportuno indagare sulla zinchemia per la paziente cui figlio ha telefonato poco fa il collega, perché spessissimo dopo le terapie, come tu stessa hai detto, antibiotico prolungate, c'è un calo importante della zinchemia che provoca ageosia, eccetera. Okay. E molto spesso correggendo questo si ottiene un recupero magari parziale, ma è possibile. Grazie dottor Nicotera. Grazie a voi, complimenti, buon lavoro. L'avevo già detto, no? E questa è una informazione utile per il dottor Rocca che ha chiamato poco fa, spero che sia ancora collegato, la zinchemia, quindi agire sulla zinchemia per sperare di recuperare almeno parte del gusto della signora che lo ha perso dopo la sua degenza. Dottor Trombetti, prego, spero di non aver interrotto. Allora, no, il discorso, ritornando a quello che dicevamo prima, no?
cioè quello che è la definizione degli obiettivi, perché giustamente noi abbiamo raggiunto un obiettivo, abbiamo svezzato il paziente dal ventilatore e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Adesso lo dobbiamo svezzare dalla cannula e abbiamo delle difficoltà che sono oggettive. Ora abbiamo diciamo, diverse strade possiamo seguire, no? Lo potremo svezzare, punto interrogativo, perché dobbiamo insistere nel lavoro per cercare di svezzarlo. Però effettivamente ci sono dei limiti, non siamo dei padri eterni, diciamo così, ci sono dei limiti che diventano oggettivi, che può essere un enfisema polmonare, che può essere una bronchite cronica, che può essere, cioè, delle problematiche importanti. Allora, ecco il compito della squadra a questo punto, come intervenire, fare accettare, condividere con la persona che ha questo problema e condividere con la famiglia, con gli obiettivi che possiamo realmente raggiungere. E forse cioè, supportare la famiglia che resta delusa da questa evoluzione clinica. Se non riusciamo a svezzare e se non riusciamo a rimuovere la cannula tracheostomica, mandiamo a casa un paziente con una tracheotomia, un paziente che quindi necessita di particolari attenzioni. Ed ecco questo l'intervento a questo punto di addestramento che dobbiamo fare del paziente, addestramento che dobbiamo fare della famiglia, nella gestione di queste cose. E come vedete il lavoro di squadra. E qui ci aiuta la psicologa, gli assistenti sociali sicuramente, intervengono in questa fase a supporto sia del paziente che della famiglia. Quindi come è importante a questo punto soprattutto individuare quelli che sono gli obiettivi. La riabilitazione si pone questo come principale così, cioè definire bene gli obiettivi, perché molte volte uno dice io guarisco dalla malattia, sì guarisco dalla malattia, ma non guarisco, non recupero completamente la mia funzione. Sono guarito dall'ictus, non ho avuto la fase acuta. Ma non ritorno ad essere quello che ero prima. Ma non ritorno a correre, perché la mia gamba non funziona bene. Certo. E questo succede anche per esempio nelle fasi post-Covid, no? Noi abbiamo avuto un nostro osso col quale mi sono interfacciato che è reduce da un'infezione da coronavirus e che mi diceva: ma dottore, ma come mai io non riesco più a salire le scale con la stessa facilità con la quale le facevo prima? Quindi alla fine anche questi pazienti, i pazienti che post-Covid vanno supportati, certo. Perché ormai tutti sappiamo che dobbiamo parlare di long Covid, di una malattia Covid dopo, cioè superata la fase acuta. Una volta che il tampone risulta negativo in questi pazienti, sicuramente è finita la fase infettiva e il paziente può riprendere la sua quotidianità, ma questo step non coincide con la fine della malattia. Prima ne parlavamo a microfoni spenti della cerebrolesione e come in alcuni casi se una parte del cervello si spegnesse. Il nostro cervello, diceva il dottor Trombetti, è plastico, è in grado di supplire a alcuni piccoli blackout e a partecipare e aiutare l'organismo a funzionare. Oggi abbiamo uno strumento che ci consente di valutare la capacità del nostro cervello, che è la risonanza magnetico-funzionale. Okay? Che cosa si è visto? Che se io penso a un'azione e faccio una risonanza magnetico-funzionale, una parte del mio cervello diventa attiva. Questo che cosa vuol dire? Che se io penso a un movimento senza muovere il braccio, il mio cervello funziona. Se ho un danno cerebrale, che cosa accade? Che il cervello, quella parte che dovrebbe avere la funzione del movimento, non funziona più. Okay? Però se io mi alleno a pensare al movimento, un'altra parte del mio cervello comincia a essere attiva. Cioè detto proprio, e noi questo lo vediamo sperimentalmente, cioè strumentalmente, lo vediamo con la risonanza magnetico-funzionale, che oggi, e difatti non a caso, noi avremo, e spero che quanto prima avremo a Madonna della Catena, un trattamento particolare. Sto lavorando proprio su questo. Questa è una novità che ci dà in anteprima? Sì, perché ne ho parlato con la nostra proprietà che è molto lungimirante rispetto a questi aspetti qua, che
e sono molto avanti rispetto a queste cose, sono molto, diciamo così, stimolati da quello che sono le novità. Stiamo parlando di risonanza? Sì, esattamente. Cioè, scusatemi l'interruzione, ma c'ho un blackout io in questo momento. Un po' d'acqua. No. No, stiamo parlando di una stimolazione transcerebrale con risonanza magnetica, ok? Stiamo parlando di stimolazioni particolari che vengono fatte a livello cerebrale. C'è uno studio che viene fatto a livello nazionale su questo, viene fatto soprattutto sui pazienti con cerebrolesioni. Io sto in contatto con alcuni colleghi proprio per cercare di portare questo esperimento qui in Calabria. Quindi nei prossimi mesi sarà possibile? Sì. Telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Buon pomeriggio a loro. Senta, chiamo da Cosenza. Volevo un'informazione per quanto riguarda il vaccino Covid. Mio figlio è infermiere a partita IVA ed è un soggetto allergico a determinate medicine, come paracetamolo, cefalosporina. Volevo sapere, siccome avevo chiamato all'USCA e mi hanno detto che non lo fanno, dove può andare a farlo? Infermiere a partita IVA, ma attualmente è in servizio, signora? È un infermiere in servizio? È un infermiere in servizio in questo momento? Sì, è in servizio, infatti ho chiamato io perché lui è fuori. Senza fare nomi, nella struttura dove sta lavorando, non gli hanno fatto il vaccino? No, perché non è una ditta a livello nazionale. Però anche le ditte esterne lo stanno facendo, che io sappia. Ma dove? Per andare in ospedale in una zona protetta perché lui è allergico. No, nella struttura stessa, che io sappia, anche le ditte esterne, pure le ditte di pulizie, chi fa i lavori hanno fatto il vaccino, quindi deve chiedere alla struttura. Dicono che sono esterne, che non è dipendente da nessuno e quindi non glielo fanno. Dottor Trombetti ha una risposta. Sì, allora le dico. Grazie, ho pure il numero di telefono dove io posso chiamare. Le dico la struttura in cui lavora, cioè suo figlio sicuramente si appoggia in qualche struttura e lavora in qualche struttura. Faccio l'esempio. È una struttura a livello nazionale, sì, non d'accordo, sì, però qui. Questa struttura a livello nazionale lo manda a lavorare in strutture, ok? No, a domicilio. A domicilio, sì. Ho capito. Certo, è ancora più pericoloso. Allora, a questo punto è compito della struttura, nazionale di... esatto. Sì, deve stimolare l'azienda perché, guardi, è stata vaccinata anche una categoria, io ne ero all'oscuro, l'ho scoperto l'altro giorno, degli operatori della telecomunicazione, ma non i giornalisti, sono quelli che fanno impianti, ad esempio, di fibra nelle case perché vanno a cambiare il sistema del wifi, ebbene sono vaccinati perché hanno il contatto con il pubblico come categoria a rischio. L'ho scoperto una settimana fa, mi fa piacere naturalmente. Sì. Anche i giornalisti hanno contatto con il pubblico, allora, quindi vorrei dire che ci Noi avevamo chiamato, chiedo scusa. Prego. Avevamo chiamato all'USCA e avevano detto sì che l'avrebbe. Poi abbiamo detto che è allergico, dici no allora, deve andare in una struttura protetta, cioè in ospedale. Però non riesco a capire che numero chiamare per io le dico di richiamare l'USCA, ma anche di chiamare la propria azienda, l'azienda che dà lavoro a suo figlio, e loro devono farsi carico della vaccinazione, avranno un accordo nazionale, così come ce l'aveva la ditta di telecomunicazioni di cui parlavo prima. Ma ci proverà domani mattina con la ditta, ma... Assolutamente, perché è un infermiere che lavora regolarmente, che va nelle case degli anziani e quindi è giusto che sia anziani, fra l'altro allettati, che al momento hanno le maggiori difficoltà a ricevere il vaccino e che hanno le maggiori difficoltà a ricevere il vaccino, perché mentre gli over 80 deambulanti si stanno vaccinando, sappiamo che ci sono difficoltà a vaccinare i non deambulanti perché mancano personale e mezzi. Sapevo che l'ASP stava predisponendo delle auto munite di frigoriferi per portare e trasportare i vaccini a RNA che necessitano della catena del freddo, però al momento, che io sappia, ci sono delle difficoltà da questo punto di vista, quindi è importante che suo figlio si vaccini.
Ok, grazie. Grazie a lei signora per la testimonianza, perché ogni telefonata ci apre un mondo e ci fa capire quanto siamo indietro e quanto siamo in difficoltà per responsabilità, perché bisogna vaccinare tutti, perché siamo tanti. Siamo in chiusura. Dovevamo parlare ancora, dovevamo parlare appunto del cervello che si accende, del percorso di abilitazione. Vuol dire che dottor Trombetti, dottoressa Guido, ci dovremo vedere più in là nelle prossime settimane. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione, ricordo che sono in servizio nella clinica Madonna della Catena degli ospedali I Greco riuniti. Grazie a voi per averci seguito, anche oggi è stata una telefonata ricca di telefonate e a presto, la prossima settimana, arrivederci.